Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, ogni domenica in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19 sino alle 20:30, in replica nella tarda serata e in replica anche nella giornata del lunedì. Diamo subito il benvenuto alla nostra penaltina Giada Di Mauro. Ciao Giada. Ciao Ettore, ben buona trovata. domenica a tutti In voi. una Catania praticamente paralizzata in occasione della festività di Sant'Agata, noi puntualmente siamo qui per raccontarvi la domenica calcistica dilettantistica dei giovani calciatori e delle giovani speranze del calcio siciliano. Impostazione internet, anche se materialmente non c'è il computer, ma i riferimenti sono sempre gli stessi. Abbiamo come al solito Carmelo Puglisi. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Il computer, né computer né iPad fisicamente sono qua, ma i nostri riferimenti e le modalità per mettersi in contatto con noi ci sono ugualmente. La nostra pagina Facebook Programma Penalty, il nostro indirizzo del nostro sito web www.programmapenalty.it e poi c'è il nostro indirizzo email info@programmapenalty.it. Come al solito con Carmelo parleremo del campionato di interregionale, dei due gironi anche del campionato di eccellenza. Qualche sorpresa c'è stata ma non l'anticipiamo, invece anticipiamo subito la presenza chiaramente dei nostri primi ospiti, ovvero il responsabile del settore giovanile Antonino Pulvirenti. Buonasera. E il responsabile, non dico tecnico ma non dico neanche organizzativo, il direttore sportivo in genere di una società che comunque oggi per un attimo ha sognato il grande salto, ovvero Salvo Castorina, direttore sportivo del Città di Augusta. Buonasera. Ho detto bene per un paio di minuti, almeno prima dell'inizio della partita, questo era l'obiettivo, poi è andata male? Vabbè, è andata male, abbiamo sbagliato la partita dell'anno. C'era il big match oggi? Sì, Lo abbiamo diciamo giocato per a chi magari Scordia. non sa il calendario ufficiale del vostro girone. Abbiamo di perso a promozione. Scordia 3-0, era la partita che poteva segnare Una svolta. una svolta, però ancora siamo lì. Siete sempre in piena bagarre, Sì, comunque, assolutamente. promozione, perché c'è sempre il discorso aperto dei playoff. Ma poi ancora siamo a 5 punti, mancano 9 partite. E quindi. E partiamo subito con il campionato di interregionale, lo facciamo chiaramente con i risultati di questa 22esima giornata. Città di Messina, 0-0. Vibonese, Gelbison 2-0. Comprensorio Montalto, Licata 1-0. Noto batte Nissa 6-0. Aribera, Cosenza batte Ribera 2-1. Comprensorio Normanno, Cavese 1-2. Agropoli, Ragusa 2-0. Palazzolo, Sambiase 2-0. Ad Acireale, Savoia batte Acireale 3-2. Finisce in parità il big match tra le due squadre messinesi, la CR continua ad essere la squadra leader di questo campionato di interregionale, ma guardiamo la classifica completa. Messina in vetta con 51 punti, seguita da Cosenza 47, Savoia 39, Gelbison 38, Città di Messina 35, Comprensorio Montalto 34, Licata 33, Ribera 31, Vibonese 30, Ragusa e Comprensorio Normanno 29, Cavese 27, Sambiase, Agropoli e Palazzolo 26, Noto 17, Acireale 15 e chiudiamo con Nissa 7. Ricordiamo che Nissa ha un punto di penalizzazione e Noto 3. Chiaramente a questo punto diamo anche lettura del tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, che comunque non si giocherà domenica prossima ma si giocherà domenica 17 febbraio. Questi gli incontri: Nissa Agropoli, Cosenza Città di Messina, Messina Comprensorio Montalto, Licata Comprensorio Normanno, Savoia Gelbison, Aciriale Noto, Cavese Palazzolo, Ragusa Ribera ed infine si chiuderà con Sambiase Vibonese. Allora, Carmelo, tra l'altro abbiamo anche il responsabile del settore giovanile della Ciriale, quindi insomma anche lui è un termometro della situazione che c'è ad Aciriale, però prima facciamo questo punto su questa giornata dove il Messina ha pareggiato nel derby, tutto fatto in casa.
Tra l'altro è stata una bellissima giornata di sport a Messina, al Giovanni Celeste, tanto pubblico per una stracittadina molto attesa. Tra l'altro, come spesso avviene in questi casi, le partite molto attese che hanno tante aspettative spesso non esaudiscono dal punto di vista tecnico. Non è stato un bellissimo derby, è un punto che tuttavia può stare bene ad entrambi. Il Messina comunque mantiene 4 punti di vantaggio sul Cosenza, che è andato ad espugnare il campo del Ribera per 2-1, e anche il Città di Messina che mantiene il quinto posto, che vale i playoff, che ormai l'obiettivo dichiarato della formazione di Pasquale Rando. Per quel che concerne le catanesi, sconfitta dolorosa per la Cireale, adesso ne parleremo dolorosa, con il direttore Pulvirenti, più che altro non tanto per il valore dell'avversario, perché comunque il Savoia di Amura, ex tecnico della Primavera attualmente del Catania, è comunque un valore indiscutibile, ma più che altro perché per la doppietta di Romano era andato in vantaggio, ha creato tantissime occasioni da gol. Ancora una volta, come spesso è accaduto in questo campionato, la Cireale ha sciupato un'occasione. Ieri, se avesse pareggiato al Tupparello, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Invece domenica estremamente negativa anche per il Paternò, Ettore, che ha perso in casa 2-1 con la Cavese, in una partita rocambolesca. Tra l'altro Rosario Lamarca aveva portato in vantaggio il Paternò. La Cavese nel secondo tempo era riuscito a ribaltare la situazione con De Caro e Manzi. Nel finale espulsi prima il tecnico Pippo Strano e poi l'attaccante Mastrorilli. Gara nervosa, un Paternò in estrema difficoltà che adesso deve cominciare a guardarsi dietro. Certo, sottolineiamo il fatto che adesso i punti di distacco dalla potenziale esclusione di una retrocessione diretta sono soltanto 2, tra Ciriale e Noto, e praticamente la settimana prossima, o meglio il giorno 17, ci sarà questo big match. Per la Cireale è una situazione molto difficile, perché c'è questo testa a testa con il Noto che si consumerà tra 15 giorni con lo scontro diretto. Sono 2 squadre che si sono rafforzate, ma ormai il margine rispetto alle altre squadre che stanno lottando per non retrocedere è abbastanza ampio, e in 9 partite è difficile da recuperare, anche perché, e adesso ne parleremo anche con il direttore, lì davanti nella zona play-out comunque tutte stanno andando bene. Il Palazzolo ha vinto in casa con il Sambiase, l'Agropoli ha travolto il Ragusa, la Cavese, come abbiamo detto, ha vinto a Paternò, quindi davanti comunque continuano a fare punti, e questa è la difficoltà. E questa è la difficoltà che a questo punto diventa quasi insormontabile, soprattutto per evitare, insomma, la retrocessione diretta, anche perché la prossima partita con il Noto sarà molto impegnativa. Direttore Pulvirenti. Ma io credo che, scusate tanto per la voce, oggi se n'è andata una buona parte, immagino, un incontro che ha riguardato i giovanissimi. Dicevo, parleremo poi anche del settore no, giovanile, ci mancherebbe. sì, sicuramente è una situazione difficile. Io devo dire, realisticamente credo che la Cireale debba entrare in un'ottica play-out. È difficile parlare ormai di una salvezza diretta, anche se poi ogni partita va giocata. Certo. Bisogna guardare. È vero che davanti qualche squadra sta regredendo, però credo sia troppo tardi, come diceva ormai, per pensare a un aggancio. Però adesso questa potenziale partita che si presenterà fra 15 giorni diventa importantissima anche in vista di un possibile anche superamento del Noto. Certo. Cioè, per un attimo si può anche pensare di evitare la retrocessione diretta. Certo, ma fino a ieri il Noto era alle spalle. Purtroppo è accaduto, era prevedibile cioè che il Noto superasse la Nissa, che sappiamo certo, che ha già abbandonato abbondantemente la categoria ormai. Però insomma credo che alla Cireale si stia vivendo una situazione strana, perché la classifica, ahimè, posso dire non rispecchia sicuramente quello che è la cifra tecnica della squadra. Questo cambio è avvenuto forse troppo tardi. Forse sì, lo abbiamo visto con il Messina. Immagino. Immagino avete visto la partita col Messina, forse quella è stata la prestazione migliore, che ha dimostrato in modo inconfutabile che la cifra tecnica non è quella che diceva. Però oggi bisogna fare i conti con questa classifica e entrare in Salvo, indubbiamente insomma, la distanza è notevole, però la partita con il Noto credo che sia abbordabile per quanto riguarda la squadra granata. Certo, non voglio deprezzare anche questa ascesa del Noto, che comunque è il problema, considerevole. sai qual è, Ettore? Parentesi, prima di dare la parola a Salvo.
il Noto sta bene, al di là della vittoria di oggi, Ecco, perché sta bene anche mentalmente. la Nissa è un modesto sparring partner, Certo. però ricordiamoci che il Noto 15 giorni fa è andato a vincere all'Aldocampo di Ragusa, ha vinto il derby, ha fatto gli inserimenti giusti, basti pensare a Pignatta, a Torcivia, quindi il Noto in questo testa a testa è l'avversario peggiore che poteva capitare in infatti. questo momento. Salvo. Io ho cambiato di Serie D, l'ho fatto l'anno scorso, bene o male, dico, La parentesi con la Nissa. Sì, continuo a seguirlo. E il Noto a dicembre si è rafforzato parecchio. Il presidente Musso crede nella salvezza e gli investimenti che hanno fatto a Noto, con tutto rispetto, Stanno già dando i loro con tutto frutti. rispetto, non sono gli stessi investimenti che sono stati fatti da Cireale. Quindi è normale, e a Palazzolo, è normale che il valore tecnico a Noto sia elevato, è normale che i risultati stanno dando ragione. A Cireale vuoi perché è partita in ritardo, vuoi perché il cambio societario è venuto dopo, paga lo scotto. Domenica Anche perché in un campionato come questo purtroppo i punti persi sono difficili da recuperare. Considera, guardando la classifica, guardando settimana dopo settimana, vedi che quelle che stanno immediatamente sopra continuano a correre, perché il Palazzolo fa bene, la Cavese fa bene, e solo poi loro spunta stanno un Ribera stentando. che è una neopromossa che fa un campionato Il straordinario. Ribera sta perdendo qualche colpo, però alla fine i punti nel girone d'andata ha fatto degli exploit importanti, quindi vai a trovarti una situazione difficilmente da recuperare. No, ma la cosa che secondo me è più preoccupante anche per chiudere è che adesso si sta esaurendo l'effetto dell'arrivo della nuova società e in questo effetto di entusiasmo, di grande gioia che si è creata attorno alla squadra, in fondo nelle ultime 4 partite è arrivata una sola vittoria, è arrivata una vittoria e 3 sconfitte, quindi c'è il rischio che questa scia di entusiasmo si esaurisca ma non rimangano i punti. Il problema di fondo, il problema di fondo è che se la società fosse arrivata i primi di dicembre, poteva fare mercato a 360 gradi. Sottolineiamola questa cosa, certo. La Cireale avrebbe sicuramente fatto una campagna acquisti chiaro. importante. Essendo arrivata a gennaio, a liste chiuse deve andare ad quasi. operare solo con gli svincolati. Gli svincolati possiamo trovare giocatori importanti ma che sono fermi, quindi il tempo che li recuperi, eccetera, eccetera. Infatti il direttore annuisce che probabilmente questa è la motivazione. Dicevo, io spero proprio che ad Acireale non si perda questo grande patrimonio di entusiasmo che comunque la nuova proprietà ha portato. Certo, questo sì, chiaro, questo non ve lo toglie nessuno insomma c'è grande bisogna dare delusione. merito alla Io spero società. che la tifoseria, al di là poi degli estremismi che me siamo comunque abituati a vivere in ogni tifoseria, però capisca che c'è una proprietà che è disposta a fare le cose per bene, come diceva appunto poco fa il direttore sportivo dell'Augusta, la nuova proprietà è arrivata tardi, i margini di azione erano piuttosto ristretti, Comunque bisogna tenerne conto. io insieme a tutta la redazione di Penalty, soprattutto con Carmelo che cura il campionato di interregionale, dico sempre che comunque meglio che sia arrivata, perché come era presa la situazione si rischiava forse addirittura di non completare neanche il campionato, quindi qualunque sia il risultato che questa nuova proprietà porterà alla fine del campionato, da lì insomma si può anche partire, si può anche ripartire. Ma infatti io dico, il campionato della Cireale lo si può capire soltanto se si analizza tutta la stagione dall'inizio fino ad oggi. Infatti. Perché la squadra iniziale non era per nulla una squadra di... infatti ha cambiato 3 squadre, indubbiamente. Le difficoltà che voi conoscete di ordine economico hanno pregiudicato la resa della prima si rosa, rischiava di non andare a fare che neanche era le trasferte, una per rosa... un campionato di interregionale per una società blasonata è una come rosa la Cireale importante. era veramente quella era una qualcosa rosa di importante, incredibile. costruita da Pasquale Leonardo con i vari Cortese, Tedesco, insomma non era una rosa per niente. Purtroppo le difficoltà che conosciamo ne hanno pregiudicato il rendimento, poi c'è stata questa fase di transizione dove non si è potuto operare bene sul mercato e adesso, ahimè, adesso bisogna entrare in una lotta di sopravvivenza, perché comunque, ripeto, io con il Messino ho visto una grande squadra, con il Ragusa ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine e anche ancora ieri, perso, appunto, nulla è ancora perso. Considera che a Cireale, Paternò sono dei valori aggiunti per il nostro calcio minore, quindi è importantissimo, anche dei punti di riferimento. È importantissimo che rimangano nel massimo campionato dilettantistico. Da lì c'è un movimento enorme. Perdere la categoria sarebbe un problema. È vero. Carmelo, per chiudere il campionato di interregionale, settimana prossima il Messina? Il Messina ha una partita tutto sommato alla propria portata, al San Filippo arriva il comprensorio Montalto, impegno molto più delicato, in questo ci può essere uno scambio di favori fra cugini, diciamo, il Città di Messina invece andrà al San Vito di Cosenza proprio per sfidare perché la rivale dei cugini. Montalto, insomma, se vince spera sempre di entrare nei playoff. Diciamo, io parlavo appunto di scambio di favori fra cugini,
perché però il Messina non può il perdere. Messina deve cercare di vincere per tenere a bada il e Cosenza. aiuterebbe il Città di Messina nella corsa playoff per il quinto posto. tutto un Reciprocamente ingarbugliamento. il Città di Messina, togliendo qualche punto al Cosenza, aiuterebbe i cugini infatti. per la vittoria finale, quindi c'è questo incrocio fra le due messinesi. Tutto questo chiaramente si risolverà fra 2 settimane, quando appunto ci saranno gli incontri della nuova giornata del campionato di interregionale. Ci dobbiamo fermare. Sì, e adesso un breve stacco pubblicitario, a fra poco. Rientrati in studio con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, abbiamo messo già da parte il campionato di interregionale e adesso parliamo del campionato di eccellenza con i soliti 2 gironi, il girone A e il girone B. Iniziamo con il girone A e chiaramente pronta Giada con i risultati e poi leggeremo anche la classifica. Mazzara Acragas 0-0. Atletico Campofranco Alcamo 1-2. A Custonaci Folgore Selinunte batte Riviera Marmi 1-0. Parmonval Leonfortese 0-0. A Cammarata Monreale batte Camarat 3-2. Raffadali San Giovanni Gemini 3-1. San Cataldese Marsala 3-2. Bagheria Valderice 1-0. La classifica, abbiamo in testa sempre l'Acragas che ha pareggiato questa settimana, la scorsa settimana aveva perso l'imbattibilità, ma comunque rimane sempre la squadra leader di questo girone A del campionato di eccellenza. Acragas 52 punti, San Giovanni Gemini 44, Atletico Campofranco 42, Alcamo 38, Riviera Marmi 37, Raffadali 34, Cammarat 29, Leonfortese 28, Parmonval e Folgore Selinunte 22, San Cataldese 21, Monreale 20, Valderice, Marsala e Mazzara 19, Bagheria 18. Marsala e Mazzara hanno un punto di penalizzazione. Prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 10 febbraio 2013, questi gli incontri per quanto riguarda il girone A del campionato di eccellenza. Monreale Atletico Campofranco, Riviera Marmi Bagheria, Acragas Camarat, San Giovanni Gemini Mazzara, Valderice Parmonval, Leonfortese Raffadali, Alcamo San Cataldese, Folgore Selinunte contro Marsala. Carmelo, che cosa succede all'Acragas? Qualche punto perso per strada? Credo che insomma non è niente di drammatico, però settimana scorsa si è persa l'imbattibilità, oggi hanno pareggiato a Mazzara che comunque è in ascesa. C'è qualcosa che sta succedendo ad Agrigento? Ma più che altro, più che cosa succede all'Acragas, che cosa succede a tutte, perché oggi sono stati praticamente tutti risultati sorprendenti. L'Acragas ha ottenuto un altro modesto punticino sul campo del Mazzara e per la formazione di Ricoli è piccola mini crisi, 2 soli punti nelle ultime 3 partite, ma non ne approfitta il San Giovanni Gemini che esce sconfitto 3-1 a Raffadali e non ne approfitta neanche l'Atletico Campofranco che perde 2-1 in casa con l'Alcamo. E anche nella parte bassa della classifica ci sono stati tutta una serie di risultati assolutamente sorprendenti. E a proposito di risultati abbastanza sorprendenti, abbiamo in collegamento adesso telefonico in diretta il mister della Parmonval, ovvero Pino Di Giorgio. Mister, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera mister, allora come vede questo momento un po' delicato dell'Acragas in discesa? È stata una squadra assolutamente magistrale nella prima parte del campionato, da qualche settimana zoppica, lei come lo vede? Abbiamo incontrato noi l'Acragas 2 settimane fa e abbiamo pareggiato 2-2, vincevamo 2-0 fino al 93esimo. Io lo vedo come un momento di appannamento, però nulla di più allora, nulla di più. No, sicuramente non mi preoccuperei più di tanto se fosse allenatore dell'Acragas. È indubbio che lo stress magari ha portato a questa situazione, però l'Acragas sicuramente vincerà il campionato con facilità, quindi sono pienamente convinto di questo. Mister, oggi era importante fare punti contro la Leonfortese, avete tentato disperatamente probabilmente di portare insomma, a casa i 3 punti anche se giocavate in casa, invece cosa è successo?
No, è chiaro che certe volte anche gli stati d'animo in una determinata partita è importante. Noi abbiamo incontrato, secondo me, la Leon Fortese in un momento per noi particolare. Chiaramente per noi la vittoria sarebbe stata fondamentale. La Leon Fortese è in una situazione di classifica alquanto tranquilla, per cui questo gli concede la possibilità di giocare in maniera serena e tranquilla, e comunque è anche una buona squadra. Insomma, noi in dubbio che in casa dovevamo vincere, però alla fine anche il pari penso che sia il risultato più giusto. È sempre un punto che smuove la classifica, no? Ma è chiaro che muove la classifica, però come lei ha letto poco fa la classifica, ormai siamo tutti lì nel giro di 3-4 punti, per cui anche questa lotta per la salvezza forse sta diventando più interessante per la lotta per il primo posto. È vero. Mister, tornando alla partita di ieri, da un lato è un risultato positivo questo 0-0, anche perché la Leon Fortese aveva vinto bene la settimana scorsa e comunque, anche se gli manca qualche punto, rimane una delle squadre più quotate di questo girone A di eccellenza. Però per quello che abbiamo letto nelle cronache della gara di ieri, una vostra vittoria forse sarebbe stata più giusta per quello che si è visto in campo, e questi 3 punti vi avrebbero aiutato anche per mettervi ancora qualche altra squadra alle spalle. Sicuramente i 3 punti ci avrebbero aiutato ai fini di classifica, però analizzando per quanto è una partita, a parte che è stata disturbata da un forte vento sia nel primo e soprattutto nel secondo tempo, però la Leon Fortese il punto lo ha meritato del tutto, diciamo, per cui speriamo di poter recuperare questi punti, insomma, nelle prossime settimane, dove cominceremo ad avere degli scontri diretti con squadre, insomma, che in questo momento ci sono qualche punto sotto. Mister, oggi parlavamo prima di risultati molto sorprendenti, specie nella parte bassa della classifica che vi riguarda direttamente. Il Bagheria che batte il Valderice e si rimette in corsa, il Marsala che interrompe la sua serie negativa di vittorie e va a perdere a San Cataldo, il Mazzara che ferma l'Acregas, lo stesso Riviera dei Marmi che perde la Folgore che va a vincere a Custonaci sul campo del Riviera dei Marmi. Tanti risultati sorprendenti, se li aspettava tutti, mister? Ma se sincero, il risultato più eclatante, tra virgolette, è la vittoria della Folgore a Custonaci contro Riviera Marmi. Riviera Marmi è una gran bella squadra, ma ormai ogni settimana sarà così, non ci sarà da meravigliarsi più di tanto, in quanto insomma, le società pericolanti molte si sono apprezzate e stanno tentando anche con le unghie di potersi tirare fuori. Vedi, il Marsala nelle ultime settimane aveva fatto una serie di 6 vittorie, il Mazzara ha cambiato società, allenatore, direttore sportivo, il Bagheria ha preso Peppe Rinaudo e ci credono e lo testimonia la vittoria di oggi, per cui, come dicevo poc'anzi, la vittoria per la salvezza diventa importantissima e sarà dura fino all'ultima gara, secondo me. Sarà dura sicuramente sino alla fine del campionato, mister, però la società, insomma, il suo obiettivo probabilmente in linea di massima l'ha raggiunto. Credo che comunque questa salvezza dovrebbe arrivare, magari arriverà forse alla penultima, all'ultima giornata, ma credo che il suo obiettivo l'abbia già raggiunto, no? Ma l'aspirazione della società Farmomal è stata sempre quella di sperare di ottenere una buona salvezza. Diciamo che abbiamo fatto un buon girare d'andata e nelle ultime settimane abbiamo perso un po' di punti di quelli di vantaggio che avevamo racimolato, per cui adesso anche noi siamo stati risucchiati in questo vortice, per cui adesso si fa il duro anche per noi e certo. Dobbiamo tirarci fuori. Ma c'è ottimismo comunque, c'è ottimismo. No, c'è ottimismo, intanto crediamo nel lavoro che facciamo, la nostra è una società seria, sana, sa quali sono le proprie ambizioni e le proprie possibilità. E questo sicuramente è uno dei punti più importanti, no? Quando la società è seria, è organizzata, ha un buon budget economico per una categoria che comunque è dispendiosa come quella dell'eccellenza. Per chiudere... Noi abbiamo un budget che forse è
voglio esagerare, il 10% di quello del Posso Lara. immaginare rispetto a tante altre società che chiaramente sono insomma di una certa caratura. Capite voi che la Parma è la società di Palermo, la seconda società dopo il Palermo di Serie A, per cui fare ciò anche in una città grande non è facile, non è molto facile veramente. Perfetto. Mister, noi la ringraziamo, le auguriamo un in bocca al lupo anche a partire dalla prossima partita che sarà in un certo senso abbastanza impegnativa, no? Perché giocherete contro il Valderice, quindi insomma una diretta tra virgolette concorrente per non retrocedere. Buon lavoro e a presto di nuovo qui con Penalty, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie mister Di Giorgio. Prima di andare in pubblicità io però volevo un attimo parlare con i nostri ospiti su questo girone A del campionato di eccellenza, questo Akragas che dopo un inizio scoppiettante da qualche settimana insomma ha rallentato la corsa. Credo che l'obiettivo della promozione non sfuggirà alla squadra di Rigoli, però io credo che sotto questo punto di vista ci fa pensare, no, che dopo un certo momento di grande forza la squadra abbia il giusto, forse doveroso rallentamento, dovuto a che cosa? La sicurezza? Una stagione sia fisiologico che anche una squadra così competitiva come l'Akragas possa allentare un po'. Sono tanti fattori che possono incidere, non ultimo quello psicologico. Ecco, infatti. Io devo dire, ho visto giocare l'Akragas, a mio avviso al di là dei risultati e della posizione che occupa, davvero un gioco Di categoria superiore, assolutamente possiamo sì. dire. Salvo? Concordo in pieno. Sai, nel momento in cui perdi la prima partita e poi successivamente oggi pareggi, nella testa dei giocatori, di tutti, inizia una paura celata, non di non raggiungere l'obiettivo perché ha una squadra molto più forte rispetto alle altre, però una cosiddetta ansia da prestazione, e da lì giusto può andare termine, in ansia da prestazione. difficoltà questo. Benissimo, ci dobbiamo fermare a una pausa e poi dopo rientreremo perché parleremo del girone B del campionato di eccellenza. E adesso pubblicità, rimanete con noi. Questa è la trasmissione Penalty, abbiamo parlato del girone A del campionato di eccellenza, subito i risultati e poi a seguire la classifica del girone B, sempre appunto del campionato di eccellenza. A te Giada. Rosolini, Atletico Villafranca 2-1. A Gela, Vittoria batte Atletico Gela 3-1. Aci Sant'Antonio, Due Torri 0-0. Comiso Mazzarà 2-0. Orlandina Modica 2-1. Mister Bianco Real Avola 0-0. Taormina batte San Gregorio 4-1. Nuova Egea Tiger 1-1. Vince sia l'Orlandina che il Vittoria in questo girone A del campionato di eccellenza, anzi nel girone B del campionato di eccellenza. In testa abbiamo comunque sempre la squadra messinese di Capodorlando. Sì, in vetta con ben 43 punti, seguita da Vittoria 40, Due Torri 37, Nuova Egea 36, Modica 34, Mazzarà e Aci Sant'Antonio Tiger 31, Real Avola 30, Mister Bianco 29, Taormina 26, San Gregorio 24, Rosolini 16, Comiso 15, Atletico Villafranca 14, Atletico Gela 11. Ricordiamo che il Mister Bianco ha 2 punti di penalizzazione. Anche per questo girone B del campionato di eccellenza, subito il quadro per quanto riguarda le partite della prossima settimana. Settimana prossima sarà il 10 di febbraio 2013, si giocherà Modica Aci Sant'Antonio, Due Torri Atletico Gela, San Gregorio Comiso, Tiger Mister Bianco, Vittoria Nuova Egea, Mazzarrà Orlandina, Atletico Villafranca Real Avola ed infine Rosolini Taormina. Carmelo, in maniera molto sintetica, questa Orlandina ha vinto, ma ha vinto anche il Vittoria che a questo punto dobbiamo dire non molla e si candida ad essere la vera e propria outsider nei confronti della squadra messinese. Di fatto che al di là della partita di oggi, che per il Vittoria di Giovanni Campanella era abbastanza agevole, la gara del Presti di Gela non presentava particolari insidie, infatti il 3-1 finale lo dimostra, ma oggi invece è stata la giornata dell'Orlandina di Peppe Raffaele che ha vinto e convinto contro il Modica e consolida questo suo primo posto, anche se come dicevi tu i 3 punti di vantaggio sul Modica costringono la formazione tirrenica comunque ancora a non abbassare la guardia. Invece si fa quanto mai interessante anche
anche la zona bassa della classifica, a causa soprattutto della vittoria del Taormina, che ha travolto per 4-1 il San Gregorio e di fatto apre i giochi. Io non so se è possibile dalla regia, Ettore, velocemente rivedere la classifica del girone B di eccellenza. Sì, lo facciamo subito in modo così perché capiamo bene. Appena terminata la zona playoff con il Modica a 34 punti, da Mazzarraci, Sant'Antonio e Tiger fino al Taormina ci sono i 5 punti, quindi praticamente dal sesto posto in poi tutte, secondo me, a questo punto nelle ultime 9 partite rischiano i play-out. È giusta, perché il hai Taormina ragione. è in grandissima ripresa, oggi ha travolto una diretta concorrente come il San Gregorio, ha messo nel proprio organico l'ex Acireale Trovato e soprattutto i 2 ex Città di Messina, l'anno scorso protagonisti della promozione dei Citizen messinesi, Ivan Cordim e Fabio Buda, che hanno rivoltato, hanno cambiato completamente la squadra di Decento, quindi a questo punto i giochi sono apertissimi nella zona bassa. Si fa molto intensa, indubbiamente. Si fa molto intensa la lotta. Sentiamo un attimo Salvo Castorina, che insomma conosce bene questa categoria, conosce molto bene Mister Decento, uno che non molla mai ed è insomma la dimostrazione di questo grande ritorno. Hanno fatto un buon mercato. Energico. Hanno fatto un buon mercato a dicembre, si sono assicurate le prestazioni di questi 2 ex Città di Messina, che per la categoria sono un valore aggiunto. È rientrato dopo l'infortunio grave Salvuccio Trovato, ex Acireale, quindi... È una sorpresa, perdonami direttore, anche questo 94, questo Maggiolotti, che fa coppia d'attacco con Fabio Buda. Questo ragazzo si sta cominciando a mettere non lo conosco, non l'ho visto fra all'opera, i ragazzi però più interessanti che ci sono in mi giro. hanno detto un gran bene. Io credo che lì giù la lotta sia abbastanza aperta. Infatti oggi Carmelo lo sottolineava riguardando la classifica come i punti sono veramente pochi. Anche se tra quelle che sono fuori dai playout non credo che Aci Sant'Antonio, Real Avola possano rischiare più di tanto, perché stanno facendo un discreto campionato. Però è anche vera una cosa, direttore, il Mazzarra è già la seconda sconfitta consecutiva. Il Tiger, nonostante abbia un organico di una qualità straordinaria, basti pensare a giocatori come Leone o Giacomo Bontempo, Calabrese, non riesce a sfondare, non riesce ad avere la continuità giusta. Carmelo, mi hai dato un gancio parlando di giovani, insomma abbiamo il responsabile del settore giovanile della Ciriale e poi chiudiamo perché siamo anche leggermente in ritardo. Questo 94 del Taormina, cosa ci fa pensare? Che allora ancora una volta le società, se non puntano sui giovani, non vanno da nessuna parte. Avete capito bene, presidenti? Qui tocchiamo davvero una nota dolente. Questi sono dei campionati che si potrebbe fare una trasmissione intera sull'organizzazione di questi campionati. Ahimè, dovrebbero essere strutturati in modo tale da poter valorizzare tantissimi giovani. Più giovani e meno anziani, anche se Castorino non è di questa idea. No, io sono pro giovani, però è anche vero che... Con dei limiti. No, inseriti in un contesto con dei grandi di una certa levatura possono solo migliorare. Se tu fai una squadra tutta a valorizzare i giovani, la squadra non regge, no? Non regge perché in un modo o nell'altro le pressioni... Certo, questo è anche vero, Quindi in un contesto diverso con 3-4 grandi di un certo spessore, può fare. Il giovane viene valorizzato e può crescere, diversamente va... Grande difficoltà. Chiaro che bisogna cercare l'equilibrio. Sono perfettamente d'accordo. Purtroppo molte realtà non rispecchiano. Lo sappiamo, soprattutto poi in queste categorie di eccellenza e di promozione. Carmelo, gli ultimi 15 secondi sul campionato di eccellenza li affido a te, veloce. La settimana prossima turno pro Orlandina, che ha il derby tirrenico con il Mazzarra, da seguire anche lo scontro di vittoria tra i biancorossi e la Nuova Igea. Perfetto, io ti ringrazio Carmelo perché lasci il posto, perché tra poco arriva Alessio Di Mauro, i nostri ospiti rimangono, tra poco se ne aggiungerà un altro sempre del gruppo della Ciriale e ci dobbiamo fermare. Grazie Carmelo. Grazie a te Ettore, una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie Carmelo. Che dobbiamo fare noi? Sì, guardiamo un altro nostro sponsor partner. Salutiamo in postazione il nostro Alessio Di Mauro, pronto per raccontarci il campionato di promozione, i 4 gironi siciliani. Ciao Alessio. Buonasera a tutti i telespettatori. Perfetto, subito il girone A con i risultati e chiaramente la classifica insieme a Giada. Sciacca Aragona 2-2, Strasatti Campobello 2-0, Carini Cianciana 3-2, Profavara Terasini 3-0 a Tavolino, Atletico Corleone Mussomeli 3-3, Dattilo Salemi 1-0, Partini Caudace Sera di Falco 0-2,
Canicattì Skanderberg Piana 3-0. Ha vinto soltanto a tavolino il Pro Favara, ma continua ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica completa. Pro Favara 52 punti, Serra di Falco 46, Salemi 37, Cianciana e Canicattì 34, Dattilo e Strasatti 33, Sciacca 31, Carini 28, Atletico Corleone 27, Mustomeli 26, Aragona 24, Campobello di Mazzara 19, Skanderberg Piana 18, Partini Caudace 15, Terasini 13. Ricordiamo che il Terasini e Partini Caudace hanno un punto di penalizzazione. Alessio, punto della situazione per quanto riguarda questo girone A del campionato di promozione. Ben poco da dire in questa giornata per il girone A di promozione. Vince a tavolino il Pro Favara contro il Terasini che non si è presentato a Favara, vincendo la partita a tavolino per 3-0. Vince anche il Serra di Falco, seconda forza del campionato, per 2-0 contro il Partini Caudace. Nella prossima giornata il Pro Favara giocherà contro lo Skanderberg Piana, mentre il Serra di Falco ospiterà il Canicattì. Pro Favara ormai credo indirizzato Sì, verso una probabile promozione. I 6 punti di vantaggio sono già abbastanza notevoli. Sì. Girone B, sempre del campionato di promozione, i risultati e la classifica della 21esima giornata. A Palermo Cefalù batte Cus Palermo 2-1. A Collesano Delfini Vergine Maria batte Collesano 2-1. A Patti Igea Virtus batte Patti 2-1. Real Calcio Mamertina 0-0. Sant'Agata Montemaggiore 1-1. A Torregrotta Rocca di Caprileone batte Torregrotta 1-0. Ciappazzi Sacro Cuore Milazzo 0-0. Equipe Palermo Spadaforese 1-1. Porta bene il collegamento che hanno realizzato i dirigenti della Rocca di Caprileone con noi di penalty. Oggi hanno addirittura anche vinto fuori casa e continuano ad essere la squadra leader di questo girone B del campionato di promozione. Rocca di Caprileone in vetta con 50 punti, Igea Virtus 44, Cefalù 43, Sacro Cuore Milazzo 41, Spadaforese 39 punti, Montemaggiore 32, Mamertina 28, Real Calcio e Ciappazzi 26, Torregrotta 25, Cus Palermo e Delfini Vergine Maria 22, Sant'Agata 20, Collesano 13, Equipe Palermo 12 e chiudiamo con Patti 8. Porta fortuna penalty, io lo dico vero. sempre, porta sempre fortuna. Alessio. È vero, il Rocca di Caprileone oggi ha vinto in un campo molto difficile come quello di Torregrotta per 1-0 e mantiene la sua leadership a +6 dall'Igea Virtus che ha anche vinto contro il fanalino di coda Patti, seppur di misura per 2-1. Segue il Cefalù, terzo in classifica, anch'esso vittorioso a Palermo contro il Cus Palermo. Nel prossimo turno Rocca di Caprileone che ospiterà il Real Calcio, mentre l'Igea Virtus ospiterà il Sant'Agata. Per il Cefalù turno abbordabile contro l'ultima in classifica Patti. Bene, e a questo punto il girone C, così poi avremo modo anche di parlare con i nostri ospiti perché è un girone molto vicino insomma alla nostra provincia catanese. Il girone C, 21esima giornata, risultati e classifica. San Sebastiano a Giranissoria 1-0, Randazzo Enna 7-1. A Santa Venerina Fiumefreddese batte Real Santa Venerina 4-1, Belpasso Nicosia 3-1. Pistunina Real Belpassese 0-0, Sportinsieme batte Riviera dello Stretto 1-0, Troina Via Grande 2-0, riposa il Real Giarre. Anche se ha riposato, la squadra del Real Giarre continua ad essere prima in classifica in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Sì, prima in classifica con 40 punti, Via Grande e San Sebastiano 39, Randazzo 38, Pistunina 37, Real Belpassese 36, Belpasso 33, Fiumefreddese 29, Troina e Sportinsieme 24, Riviera dello Stretto 20, Agira Nissoria 19, Nicosia 13, Real Santa Venerina 12 ed Enna 1. Scommettendo esclusa dopo ben 4 rinunce,
e ricordiamo anche che Enna ha 3 punti di penalizzazione. Alessio, ben 6 squadre nel giro di 4 punti per cercare di vincere questo girone C del campionato di promozione. È vero, l'equilibrio in questo girone regna. Infatti, come hai detto bene tu Ettore, sono ben 6 squadre perché fino alla Real Belpassese tutte possono vincere questo campionato ed è ancora complicata stabilire una probabile griglia dei playoff. Oggi, nonostante il Real Giarre abbia riposato, mantiene la vetta con un vantaggio di 1 punto su Viagrande e San Sebastiano. Viagrande che oggi ha perso a Troina contro il Troina di Beppe Pagana per 2-0 e non ha approfittato dello stop del Real Giarre. Il San Sebastiano, che ha agganciato il Viagrande, ha vinto in casa contro la Giranissoria, confermandosi seconda forza del campionato. Il Randazzo ha vinto 7-1 contro l'Enna, stabilendosi al 4° posto, mentre il Pistunina non è andato oltre lo 0-0 nel big match contro la Real Belpassese. Io voglio sentire un po' i nostri ospiti, no? Perché questo è un girone importante, perché abbiamo il Giarre, abbiamo il Viagrande, abbiamo il Belpasso, abbiamo Fiumefreddo, abbiamo Troina, abbiamo una fucina continua di un calcio, sì, indubbiamente dilettantistico, però un calcio dove comunque è ancora un punto di riferimento per la cittadina, no? Per esempio il Giarre che insomma da tanto tempo manca nelle categorie importanti, quest'anno forse potrebbe essere l'anno buono. Assolutamente sì, grande campionato del Real Giarra, devo dire che poi non credo non fosse neanche partito con ambizioni di campionato. Addirittura è stato ripescato. Quindi va sicuramente fatto un plauso al lavoro di questa società. Devo dire che anche il Viagrande sta facendo veramente grandi cose. Sposa la politica dei giovani, tra l'altro. Assolutamente sì, è una grande ascesa, aveva iniziato un po' in sordina. Parlavamo poco fa di fattore psicologico, oggi era una partita apparentemente alla portata del Viagrande che aveva vinto lo scontro diretto la scorsa e invece ma Troina è un campo difficile, qui sicuramente Torino me lo può confermare, no? Io credo che senza nulla togliere a tutte la sorpresa in negativo il San Sebastiano. Perché a parte l'Enna che insomma che è scandaloso come si sia disintegrata. Come organico è la squadra meglio attrezzata per il salto di categoria e sta balbettando. Il Giarre a dicembre si è rafforzato, ha preso Aleo, ex Adrano Serie D, ha fatto qualche altro rinforzo, credono nella promozione, è giusto essere... Caricano anche l'ambiente, se sei nelle prime posizioni è giusto provarci fino all'ultimo e se continua così potrebbe essere la rivelazione. Anche se il mister è bravo, Maurizio Romeo è bravo, lo conosciamo bene, e l'organico però attenzione, io dico sempre, ok, si vince il campionato, si va a fare un campionato più difficile che l'eccellenza, bisogna organizzarsi, perché sennò poi si rischia di dover ricominciare tutto da capo. Se la piazza li supporta... Ma non credo che sia soltanto un problema di piazza. No, io dico, la piazza li supporta dal punto di vista economico, possono fare qualcosa di più. I famosi sponsor che aiutano, no? Esattamente, perché Giarre è storicamente una piazza ricca di supporter calcistici. Negli ultimi anni si era disamorata, quindi se la piazza li supporta sicuramente potranno fare bene anche l'anno prossimo, se no... Si soffrirà. Però se mi permette, qui torniamo al discorso dei settori giovanili, no? È chiaro che vedere realtà come Enna, poco fa parlavamo di un'altra gara vinta a Tavolino, insomma, dovrebbe farci riflettere sugli investimenti Enna, che è una città, un capoluogo di provincia, tradizione, ha dell'incredibile. A maggior ragione io sottolineo il lavoro che Enzo Buttò e gli altri stanno facendo a Viagrande, insomma, dove stanno valorizzando dei giovani importanti. Del settore giovanile parleremo tantissimo tra poco, Presidente, non si preoccupi. Chiudiamo il campionato di promozione, lo facciamo con il girone D, i risultati e la classifica. Scicli Caltagirone 1-0, Mascalocia Atletico Catania 1-1, Rarinantes AC San Filippo 0-0, Scordia batte Città di Augusta 3-0, Sporting Battiati Enzo Grasso 4-2, Sant'Angelo Licata Real Ragusa 1-0, Anniscemi San Pio X batte Real Niscemi 1-0, Ellenica Santa Croce 1-1. Che occasione per il Città di Augusta di agganciare una posizione importante in classifica. A questo punto Scordia e San Pio vanno a braccetto. Chi vincerà questo campionato ancora comunque si dovrà scoprire tra qualche settimana. Guardiamo la classifica completa.
Scordia e San Pio X 48 punti, Città di Augusta 43, Enzo Grasso, Atletico Catania e Scicli 33, Sant'Angelo Licata 30, Real Ragusa e Santa Croce 29 punti, Sporting Battiati 28, Aci San Filippo 27, Ellenica 25, Rarinantes 23, Caltagirone 18, Mascalucia 11 e per ultima Real Niscemi 3. Ricordiamo che Mascalucia e Real Ragusa hanno una partita in meno, Atletico Catania un punto di penalizzazione. Allora, abbiamo poi qui anche il direttore insomma, della Città di Augusta, ci spiegherà che cosa è successo, dacci un quadro di questo girone dove appunto a questo punto Scordia e San Pio a braccetto cercheranno insomma di battere, di vincere il campionato. Di vincere il campionato, forse chissà l'ultima giornata. Sì, infatti, perché continua il braccio di ferro tra Scordia e San Pio X. Hanno fatto fuori la terza contendente a vincere il campionato, che è il Città di Augusta. I 5 punti già potrebbero non sembrare niente, ma già sono tanti per le due formazioni che dominano questo girone di promozione. Oggi lo Scordia ha battuto 3-0 il Città di Augusta, mentre la San Pio ha risposto battendo il Real Niscemi per 1-0. Pareggio importante, ma non troppo, anche per l'Atletico Catania, che agguanta la quarta posizione. Oggi l'Atletico Catania ha pareggiato a Mascalucia per 1-1 contro la penultima in classifica, in una gara che non è andata tanto bene sotto il profilo del risultato, ma neppure sotto il profilo del gioco. L'Atletico Catania non ha disputato una grandissima partita, nonostante il punteggio sia stato condizionato dai pesanti errori arbitrali che ne ha combinate di vabbè, dai, non parliamo sempre degli arbitri, aiutiamoli questi magari arbitri. A volte molte partite sono condizionate. Questo è anche vero, però sdrammatizziamo, siamo nei dilettanti, sdrammatizziamo. Allora, abbiamo qua il direttore sportivo del Città di Augusta, che mi auguro che non se la prenda con gli arbitri, però. No, l'arbitro è stato impeccabile oggi. Infatti, hai visto? Quasi bisogna parlare così quando si fanno i dilettanti. Vabbè, però per diritto di cronaca penso che sia giusto magari questo sì. Allora, che è successo, Salvo? Oggi... Che è successo? Allora, commentare un 3-0 non è semplice. Però potrei dire che il primo tempo abbiamo iniziato discretamente, però commentare un 3-0 non lascia poco alle discussioni. Loro hanno meritato, onore ai vincitori, sono stati più bravi oggi. Che bella questa dichiarazione. Sono stati più bravi, hanno fatto gol, a noi è mancato il gol e da lì è tutto una... Ma nulla è perduto però. No, assolutamente. Per noi non era l'ultima chance questa, perché inseguiamo da parecchie partite. Nel girone di ritorno, questa è la prima sconfitta su 6 gare, 5 vittorie e una sconfitta, avevamo già recuperato al duo di testa 10 punti su 5 partite. Mica sono pochi, Quindi alla fine sappiamo di dover inseguire, vuol dire che dovremmo inseguire fino alla fine, sperando di riuscire a rosicchiare qualche altro punto strada facendo. Ma alla fine, malgrado tutto, ci sono sempre i playoff per puntare ad una promozione che credo meritiamo, malgrado anche tutte io, le difficoltà. per tutto il lavoro che è stato fatto negli anni, no? Perché questa è una società che praticamente è partita dalla terza categoria e nel giro di 4 anni ha raggiunto la promozione. Sì, la proprietà merita tanto, sono persone per bene che investono i propri soldi in condizioni particolari, perché sappiamo dei problemi di Augusta, sappiamo che Augusta è senza campo, quindi facciamo spola tra un campo privato dell'incredibile questo, facciamo Presidente, spola tra un campo privato e il campo di Carlentini, e ringraziamo per l'ospitalità sia la proprietà del Megarello che il comune di Carlentini. Però è anche vero che fare calcio in queste condizioni non è fattibile. No, non puoi, al di là di non poter programmare, io immagino una potenziale eccellenza, perché io sono propositivo e spero nella è proponibile, non si può fare. Non immagino cosa si possa fare. Non è fattibile. No, voi il campo ce l'avete per... Nota dolente. Neanche voi ce l'avete il campo? Ce l'abbiamo, ma abbiamo alcuni campi che però vanno anche, divisi. No? Comunale di Aciriale. C'è il vecchio comunale di Aciriale che però va suddiviso tra molte società e quindi le garantisco anche che la condizioni situazione logistica è estremamente precaria.
Benissimo, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di promozione, salutiamo Alessio, Ciao, con lui ci vedremo chiaramente a la domenica prossima prossima. settimana e adesso che facciamo? E adesso pubblicità. Campionato di prima categoria e lo facciamo subito presentando in postazione Luca Luisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Ben trovato e ci ha raggiunto qui nella zona ospiti invece Massimo Manganaro, responsabile scouting della Ciriale. Buonasera. Buonasera, perché con loro insomma parleremo della Ciriale, caro Castorina. Sai perché? Perché la Ciriale ha una vecchia tradizione del settore giovanile, quindi è giusto che insomma ritorni agli albori del passato. Si sta ricominciando tutto da capo Da zero, probabilmente. sì, da zero, a esattamente zero. da E questa zero. è la cosa più brutta e più difficoltosa probabilmente. Prima categoria la facciamo subito con Luca e ci dai subito i riferimenti dei gironi. Sì, cominciamo dal girone D. Benissimo. Il girone D dove lo Sporting Taormina allunga in vetta. Infatti la squadra biancazzurra vince per 2-0 sul campo del Messina Sud e così guadagna 3 punti sulla Ghibellina che viene sconfitta per 3-1 sul campo della Mediterranea Nizza, che così ottiene 3 importanti punti in chiave salvezza. Ora sono 4 punti di distacco tra le due squadre che conducono la classifica. In terza posizione il Santa Teresa si isola grazie alla vittoria per 2-1 sul Pellegrino e stacca il Furci che viene bloccato sullo 0-0 alle Toianni dalla Robur. Tonfo interno invece del Milo, che probabilmente ormai ha pagato da una salvezza abbondantemente raggiunta, perde 4-0 in casa contro la Desport Gaggi. Ci può anche stare, dai. Sì, ormai la squadra ha raggiunto l'obiettivo e si è un po' adagiata. È vero, è vero. Passiamo al girone E. Girone E. Il girone E che vede l'allungo in testa della classifica del Real Aci, che riesce a vincere per 1-0 sul difficile campo del San Giovanni La Punta e sfrutta il pareggio dell'Atletico Petara che viene bloccato sul 2-2 a Bronte. Il distacco diventa considerevole, sono ben 8 punti. A questo punto per l'Atletico Petara sarà difficile riuscire a rimontare questo distacco. In terza posizione cade il Valverde, sconfitto 1-0 dal Gravina, con i biancoverdi che ora sono solo un punto proprio dal Valverde. Mentre vincono in chiave salvezza la Maniacese 2-1 sul campo della Cometa Biancavilla e la DAC 2000 che batte 2-0 in linea di Mister Bianco e così alzano la quota salvezza. E in quest'ottica è importante la vittoria del Maletto che battendo 1-0 sul Real Paternò rimane comunque legata alla speranza quantomeno di poter disputare i play-out per giocarsi la salvezza negli spareggi finali. Una battuta veloce, dato che parliamo di Real Aci che in questo momento è in vetta nel girone E del campionato di prima categoria, la voglio fare con il responsabile settore giovanile di Aciriale. C'è guerra con il Real Aci? No, mi auguro, no? Insomma, cugini. Ah no, non direi, non c'è guerra assolutamente. Sottolineiamola questa cosa. C'è un interesse comune a che tutta la realtà acese riesca a esprimere un parco giocatori, torniamo appunto ai giovani, che poi possa in proiezione servire ovviamente alla prima squadra. Chiaro, da questo chiaro, punto di vista c'è massima... Meno male, perché sennò sarebbe stato bruttissima la cosa. Girone F del campionato di prima categoria. Luca. Sì, nel girone F cambia poco niente perché vincono le prime 5 della classifica. Infatti vittorie facili per le due capoliste. Lo Sporting Barriera vince 3-0 a Ramacca, l'Aquila San Michelese vince 4-0 a Val Guarnera. Dietro goleata della Massiminiana 7-0 sul Mirabella e vittoria di misura della Barrese 1-0 sul Castel di Giudica. Torna a sperare nei playoff anche l'Atletico Militello che vince per 2-1 sul Carlentini. Continua il momento positivo del Picanello che vince 2-1 a Raddusa contro la Sanconitana. Se non sbaglio è la quarta vittoria di seguito vittoria dopo la presenza del Mister Barbagallo. Abbiamo portato bene, adesso sono 7 punti sulla Abbiamo zona delle immagini, playout. scusami se ti interrompo, perché abbiamo delle immagini di questa vittoria della Massiminiana contro la Mirabella per 7-0. È stata una super goleata, direi. Sì, la Massiminiana esageratamente come sempre goleata. in casa segna tantissimi gol. 2-0 si era concluso il primo tempo, poi nella ripresa sono arrivate altre 5 reti, da registrare il ritorno dell'attaccante Barbagallo che è entrato a 20 minuti dalla fine e ha siglato una tripletta. Addirittura. Ma è anche vero però che insomma, la Massiminiana ha perso punti importanti strada facendo, quindi adesso è un po' più difficile recuperarli. È un po' più staccata, però punta anche molto sulla Coppa Sicilia. Mercoledì ci sarà la gara di ritorno contro il Gravina, gara d'andata terminata 0-0 valevole per gli ottavi di finale e la società ha lanciato un appello agli sportivi catanesi sperando in una massiccia presenza per aiutare la squadra a raggiungere il traguardo dei quarti di finale. E questo sarebbe sicuramente un buon successo. Adesso parliamo del girone G perché tra non molto avremo anche il collegamento con il presidente della squadra che in questo momento è prima in classifica nel girone G del campionato di prima categoria. A te Luca. Sì,
il girone G ha visto lo scontro al vertice tra la Nuova Camarinense e lo Sporting Priolo, che erano appaiati in testa alla classifica. Uno scontro diretto che è stato vinto per 2-1 dai padroni di casa, che così rimangono solitari in vetta alla classifica e ora si devono guardare alle spalle dal Manina di Ragusa, che vincendo l'altro big match di giornata a Canicattini Bagni si porta a -2 dalla vetta. Rallentano in zona playoff sia la rinascita melillese, sconfitta 1-0 in casa dello Sporting Europea, sia la New Team Ragusa bloccata sul 2-2 a Friggintini. In chiave salvezza importanti le vittorie ottenute dal Pachino 3-0 sulla Netina e dall'Orsa Ragusa 5-2 sul Perscigli, mentre termina per 1-1 la sfida tra Acate e Belvedere. Perfetto, allora adesso subito collegamento live con il presidente della Nuova Camarinense, parliamo di Giuseppe Di Bari. Presidente, mi sente? Sì. Buonasera, buonasera. Una vittoria importante, no? Perché insomma contro una diretta inseguitrice, questo Priolo che per tradizione insomma, ha sempre realizzato e vissuto campionati importanti e di grande qualità. Senza dubbio una bellissima partita, una partita corretta, giocata a tutto il respiro tra le squadre che volevano vincere entrambe. Due squadre che hanno dimostrato in campo di essere ben attrezzate e di meritare realmente i primi posti della classifica. Io credo che comunque il campionato è ancora apertissimo, no? Perché insomma le squadre che vi sono vicino tenteranno sicuramente di recuperare qualche punto. Senza dubbio ancora il campionato è molto aperto perché sono 3 squadre racchiuse nel giro di 3 punti, perché siamo noi in testa alla classifica, segue il Mariano di Ragusa che è una squadra ben assemblata, e il Priolo che chiaramente ha dimostrato anche oggi di meritare appieno il posto che occupa. Ma il vostro obiettivo, Presidente, era quello di vincerlo questo campionato oppure assestare ancora di più? Noi abbiamo predisposto, abbiamo cercato di fare una squadra per vincere il campionato. Ci sono state delle defaglianze iniziali con il cambio di allenatore, purtroppo che ha portato a perdita di punti iniziali e successivamente qualche giocatore è dovuto andare via. Presidente, ma era solo colpa dell'allenatore, Presidente? Era solo colpa dell'allenatore oppure qualche elemento magari non ha reso? No, colpa di nessuno, non è questione di colpa, è questione a volte di schemi, di assemblamento della squadra, di gruppo che si viene a creare. Chiaramente noi abbiamo qualche giocatore per esempio come il Daniele Rizzo che è di categoria superiore e in difesa abbiamo una difesa ben assemblata con Doncola, Ingatasciato. Insomma avete fatto le cose in grande, Presidente, veramente siete... non ho sentito. Dicevo, avete fatto le cose in grande, volete assolutamente arrivare in promozione. I nostri propositi sono quelli, speriamo di riuscire. Sempre con massima fedeltà allo sport, perché quello bravo. Per esempio oggi sono soddisfatto perché dico è stata una partita bella e corretta e soprattutto perché era un big match e quando c'è il big match generalmente insomma c'è del nervosismo e invece lei mi sta raccontando che è stata una partita giocata a pallone alla grande. Perfetto. Presidente, noi la ringraziamo per questo collegamento, le auguriamo buon lavoro e speriamo magari di averla presto ospite in studio per festeggiare questa promozione. Grazie a lei, grazie Presidente, il Presidente della Nuova Camarinense Giuseppe Di Bari. Proseguiamo? Sì, proseguiamo con il girone A. Il girone A dove la capolista Favignana vince senza sudare, infatti il Lampedusa ha deciso di rinunciare alla trasferta contro la capolista. Così il Favignana mantiene un punto di vantaggio sul Castellammare che vince facilmente 3-0 contro il Pacega che era in grande rimonta e quindi una vittoria importante per la squadra di Castellammare del Golfo. In terza posizione rimane l'Isola delle Femmine che batte 2-0 il Donorione mantenendo 3 punti di vantaggio sulla Borgata Terranova che si impone anch'essa per 2-0 contro lo Sparta Palermo. L'Atletico Erice, ultimo in classifica, aggancia il Calatafimi Don Bosco al penultimo posto grazie a una vittoria a tavolino a Palermo contro la Stella d'Oriente che ha deciso di non presentarsi in casa propria per disputare la partita. In che senso? Cioè era in casa? Era in casa, si è presentato all'Atletico Erice, non si è presentato alla Stella d'Oriente. È fantastico il dilettantismo, è fantastico. Io un po' ci sorrido, però insomma mi spiazzano queste cose. Giochi in casa e non ti presenti. Vabbè. Succede, vai. Passiamo al girone B. Il girone B dove vola il Città di Casteldaccia che travolge la Stefanese, sesta in classifica con 5 reti. 5-0 è il punteggio finale che permette alla capolista di mantenere 3 punti di vantaggio sulla Castelbuonese, vittoriosa per 4-3 nell'anticipo contro il Villabate. Importante la vittoria dell'Acquedolcese che si impone per 1-0 sul campo del Campofelice, superandolo in terza posizione.
mentre in chiave salvezza vince per 4-0 la Sfarandina contro il Longi. Passando al girone C, passiamo al girone C dove in testa alla classifica rimane la Sant'Angiolese, che vince per 2-0 sul campo del Pro Falcone, così ha 5 punti di vantaggio sul Sinagra, vittorioso 3-2 a Capodorlando, e 6 sulla Futura Brolo, che vince per 2-1 contro l'Aquila Bafia. In zona playoff rallentano sia il Bastione del Mela, bloccato sullo 0-0 nel derby contro la Valle del Mela, sia l'Aquila Bafia, sconfitta per 2-1, come abbiamo detto, sul campo della Futura Brolo, mentre l'Iniziativa di San Piero Patti viene sconfitta 3-2 a Barcellona Pozzo di Cotto dall'Orsa. Hai perso memoria, perché ho visto che per la prima volta hai guardato, insomma, gli appunti, cosa che non fai generalmente, perché lui ha una grande capacità di memoria, noi infatti lo invidiamo. Abbiamo un altro girone. Sì, chiudiamo con il girone H. Il girone H, dove continuano a mantenere a braccetto la testa della classifica le due squadre di Racalmuto, ancora vittoriose anche oggi. 1-0 per lo Sporting sul campo della Siculiana, 4-1 per la Libertas contro l'Albatros Lercara. In terza posizione sale il Casteltermini, che batte 3-1 in trasferta la Roccapalumba e aggancia momentaneamente l'Accademia Empedoclina, la cui gara a Caltanissetta è stata sospesa dopo solo 20 minuti a causa di un infortunio all'arbitro. Perde terreno il Milena, sconfitto per 3-1 sul campo del Real Unione. Benissimo, ti ringrazio Luca, come al solito sempre puntuale e preciso. Prima di andare in pubblicità, sarai tu a lanciarla come al solito, io volevo fare una battuta con Massimo Manganaro per quanto riguarda questo Aciriale che vuole riorganizzarsi, vuole insomma cercare di riprendere un po' la mano rispetto a tanti altri settori giovanili della zona, no? Sì. Vuole diventare di nuovo un settore giovanile leader, ma le difficoltà ci sono, no? Sì, ci sono e sono anche abbastanza notevoli. Sì. Ma mancano i ragazzi, no? No. I ragazzi in Sicilia ce ne sono ragazzi anche tanti. Vabbè, poi dovete prenderli fuori dalla provincia di Catania. Io penso che Catania sia un bel bacino. Noi come Aciriale Calcio ci stiamo, diciamo, come diceva il dottore Bulvirenti, ci stiamo riorganizzando. Noi stiamo creando questa rete di scouting dove già lavorano oltre me altre 5-6 tra virgolette osservatori, dove vanno a vedere partite nelle varie province e sono segnalate. Chiaramente partite di categorie giovanissime. Parliamo di settore giovanile. Quindi giovanissimi, allievi e anche qualche partita di juniores. Questo è importante perché insomma non solo nella provincia di Catania. Se si crea questa rete sicuramente pescherete qualcosa di importante. Non solo nella provincia di Catania ma anche fuori, perché anche con l'avvento del presidente Palella diceva che se c'è anche da pescare fuori lui ci aiuta. Bene, Salvo Castorina, che bello avere un presidente che dice ragazzi andate, lavorate, portate insomma novità, questa è una bella cosa, no? Per chi deve fare calcio e che invece puntualmente ha sempre grandi difficoltà. Il calcio è business, nel momento in cui hai un'organizzazione curata e un settore giovanile all'avanguardia, al di là di tutto, poi intanto come primo aspetto fare utilizzo dei propri giovani e non andare a cercare in giro e andare a pagare e spendi meno. E due, poi se ne riesce a valorizzare anche 2 l'anno, è già una cosa importante. Stiamo parlando di soldi. Colgo l'occasione per ringraziarti e salutarti. Grazie perché a voi è arrivato il presidente del Città di Augusta, dato che insomma lasciamo immediatamente il posto al presidente. È praticamente paralizzata, quindi è arrivato in ritardo, però abbiamo il piacere di ospitarlo. Gli lasci il posto tu? Benissimo, quindi ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e saluto anche Luca Aloisi che ritornerà la prossima settimana come al solito per raccontarci ancora i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria. Ci dobbiamo fermare. Sì, dobbiamo andare in pubblicità, ma rimanete qui con noi a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Bravo, sai a memoria, Ultima parte della nostra trasmissione, diamo il benvenuto anche a Dario Giuffrida in postazione. Ciao Ettore e ciao a tutti. Con lui chiaramente parleremo del campionato di seconda categoria e poi nella parte finale chiacchiereremo su questo andamento del Catania e del Palermo in Serie A.
è il calcio che conta, che noi non trattiamo, ma facciamo questa finestra perché è doverosa, dato che comunque insomma, queste due squadre insomma, sono sempre le più importanti della nostra regione. E saluto anche Concetto Cacciaguerra, presidente della città di Augusta. Buonasera. Sappiamo insomma delle difficoltà per raggiungerci, perché Catania, come abbiamo detto, è paralizzata in questo momento per la festa di Sant'Agata, però mi è sembrato doveroso, anche se soltanto per un paio di minuti, ospitarti in trasmissione, anche se il tuo direttore sportivo insomma è stato molto chiaro, ha accettato la sconfitta, come penso che anche tu insomma abbia accettato questa defiance. Il campo parla. Con lo Scordia, il campo parla, però mi hai detto che sei ottimista. Sì, sì. E questa è la cosa più importante. Il presidente deve dare ottimismo a chi insomma gioca in una società di calcio. Ottimista perché in base al rendimento della squadra, che il risultato è stato forse anche un po' troppo esagerato, perché in base a quello che si è visto, perché siamo stati anche sfortunati. Sì, infatti ce lo diceva. Però purtroppo abbiamo non poche difficoltà, perché la squadra nelle ultime 3 settimane ha fatto sì e no 3 allenamenti. Sappiamo anche Quindi, questo, le difficoltà dei campi sono arrivare a uno scontro diretto con 3 allenamenti solo sulle gambe, penso che è una cosa che... Soprattutto per una squadra che vuole poi fare un discorso di eccellenza, ma di questo comunque ne parleremo anche nella parte finale del programma. Dario, subito i gironi della seconda categoria, che anche se è un calcio dei poveri è sempre un calcio dei dilettanti, quindi è giusto che vada valorizzato e insomma nominato. Ma soprattutto è un calcio divertente. Noi cominciamo il nostro racconto come al solito dal girone A, quello che coinvolge le province di Trapani e di Palermo, dove continua indisturbata la marcia del Lazio Roma, vittorioso pure a Petrosino. Dietro l'Atletico Trinacria si tiene in scia, ma se la capolista continua ad essere così infallibile come è stato dall'inizio della stagione fino adesso, le ultime 5 giornate di questo girone saranno una pura formalità. Insomma, l'Atletico Trinacria rischia di disputarle semplicemente per dovere istituzionale, anche perché dietro abbiamo la terza, che è l'Atletico Trappeto, e dista ben 11 punti. Ma più in generale in questo girone i rapporti di forza sono ben rispecchiati dalla classifica. Infatti vediamo 2 tronconi, l'abbiamo detto anche nelle settimane precedenti, con le prime 2 molto distaccate da tutto il resto della graduatoria. Nel girone F invece parliamo del Giardini, che è ancora in testa. Esatto, il Giardini è tornato in questa giornata in testa alla classifica, approfittando del Calatabbiano, dello stop del Calatabbiano con la Pelora Annunziata. Tra l'altro Calatabbiano che si inguaia perché perde la testa della classifica, ma fa avvicinare anche i rivali di giornata a -4 dalla vetta. Lo Sporting Club Giardini doppia gioia perché vince il derby contro il Giardini Naxos e appunto guadagna il primo posto. Menzione anche per l'Ausclopace, perché fuori dalla sede dell'Ausclopace c'è una vera e propria fila di dirigenti, allenatori che cercano di capire come si fa a risuscitare una squadra che era data già per morta un paio di settimane fa. Io ce l'ho la risposta. Ci sono i soldi, arrivano i soldi. Il calcio dilettantistico è questa, insomma, la benzina per cambiare certe volte. Vedo che non tutti sono d'accordo. Infatti, certe volte io voglio un pochettino istigare sotto questo punto di vista. Comunque, Ausclopace che lascia l'ultima piazza. Vuol dire che stanno lavorando bene, vuol dire che si stanno allenando, vuol dire che hanno un campo, vuol dire che hanno un mister, vuol dire che hanno una rosa e ci credono. E quindi sono migliorati veramente. Un gennaio, un inizio di febbraio d'oro. Girone G. Girone G, il girone del Catanese, dove invece la corsa in vetta è allargata a 3 squadre. C'è la Cibona Corsi e il Tre Mestieri che battagliano punto a punto. Un po' più distaccata la Russo Sebastiano, che proprio in questa giornata ha pareggiato contro il Santa Domenica Vittoria, concedendo punti ovviamente ai rivali. Dietro invece tutte le altre, con il Santa Venerina che, a proposito di squadre da resuscitare, ha resuscitato lo Zafferana, che non vinceva da una vita e che adesso accorcia sulla penultima. Hai visto? Bisogna essere sempre ottimisti. Fiducia, bisogna avere fiducia, i miracoli esistono e questa settimana ne abbiamo visti ben 2 appunto in questi gironi di seconda categoria. Sant'Alfio e Alladrano approfittano di questo stop in mezzo alla classifica appunto per accorciare verso le zone che contano. Nel girone H invece il mister bianco sembra non avere rivali, sembrerebbe. Non direi, perché il Floridi è sempre lì, perché vedremo una classifica con l'NB mister bianco primo con 40 punti, poi il Floridi a 38 e sembra che la volata sia appunto ristretta a solo queste 2 squadre, perché dietro la coppia Atletico Librino-D'Agata è ben distanziata. Tra l'altro il D'Agata di mister Battiato oggi ha avuto un turno di tutto riposo perché lo Sporting San Paolo, avversario di giornata, non si è presentato in campo e quindi vittoria a tavolino e appunto un quarto posto guadagnato e consolidato.
Perfetto, adesso io ti lancio insomma subito il girone del Siracusa, perché poi devo fare una battuta con il presidente del Città di Augusta, perché tra Siracusa e Augusta insomma le distanze non sono tante, loro però sono in terza categoria. Oggi ha vinto tra l'altro, no? Esatto, oggi ha vinto una partita molto importante contro l'Atletico Leonzio, un'altra delle grandi decadute. Città di Siracusa momentaneamente in testa perché il Sicilia Nostra ha osservato un turno di riposo, quindi Città di Siracusa ha 25 punti più 1 sulla Sicilia Nostra. È stata una partita dalle due facce. Il primo tempo l'Atletico Leonzio ha cercato di tenere testa agli Aretusei, nel secondo tempo invece si è rintanato in aria fino al rigore che è stato realizzato appunto da Gaetano Favara, che abbiamo avuto ospite un paio di settimane addietro. Che è anche il presidente, tra l'altro. Esatto. Perfetto. Tra l'altro prossimo turno di tutto riposo per il Città di Siracusa, perché tocca appunto a loro riposarsi di turno. Presidente, ma ci sono voci che lei forse porta il titolo a Siracusa? Ci sono queste voci che insistono. La mia non è una cattiveria, però le voci di corridoio che arrivano, no? Non solo Siracusa. Non solo Siracusa, addirittura, quindi questa, Ci sono tante questa voce arriva allora, c'è, esiste. Trattative. Purtroppo dopo 4 anni ho notato che l'amministrazione non ha fatto oltre un all'amministrazione passo. mi è passata anche la voglia personale, diciamo, di investire e scommettere in questa squadra. Troppi disagi, troppo menefreghismo da parte delle istituzioni e della città, certo, e fare sacrifici, sforzi economici e non ne vale la pena. Non ne vale più la pena. Allora meglio cercare una nuova piazza. Meglio cercare. Quindi allora la voce era vera. E sono disposto pure a fare il presidente altrove. Bene, bene, questa è una dichiarazione molto forte. Antonino Pulvirente, responsabile del settore giovanile della Ciriale, una Ciriale che abbiamo detto si sta riorganizzando, che ha tanta voglia di rientrare nel giro che conta soprattutto nei settori giovanili, e la Ciriale lo è stato per tantissimo tempo negli anni passati. Le difficoltà, abbiamo detto, sono tante, i campi, le strutture e anche il fatto che comunque dover ricominciare tutto da capo è sempre molto difficoltoso. A lei la parola. Sì, grazie. Devo dire che quest'idea di comunque rilanciare il settore giovanile era già della precedente società. Purtroppo a Ciriale paga un anno di vuoto, un anno di interruzione. L'anno scorso è stata fatta una scelta, a mio avviso, errata, cioè quella di non fare il settore giovanile. A inizio di questa stagione l'allora presidente Rosario Pennisi, oggi vicepresidente, mi ha voluto a capo di questo progetto per rilanciare il settore giovanile. La nuova proprietà, il presidente Palella in persona, ancora di più vuole rilanciare questo progetto, e quindi stiamo creando una struttura organizzativa che possa realizzare, attuare questo rilancio. Non è facile, non è facile perché un anno di vuoto ti crea attorno tanto scetticismo, e quindi ti impone di andare molto gradualmente. Lei poco fa diceva dove noi peschiamo. Noi abbiamo dovuto creare dei gruppi che sono così competitivi, ma lo abbiamo fatto con grandissime difficoltà, perché quando, ribadisco, interrompi il settore giovanile poi lotti contro lo scetticismo in parte giustificato sia dei ragazzi che tutta la gente che gli sta attorno. Logico. Massimo Manganaro invece si occupa appunto di organizzare questa rete di scopritori di talenti, ma i talenti ci sono in Sicilia? Sì, l'ho detto già prima, sì, ce ne stanno anche troppi. C'è da pescare, c'è da pescare. C'è da pescare. E su quella... noi fra l'altro, mi scusi se la interrompo, per rafforzare la tesi del dottore Pulvirenti, comunque da 0 tesserati siamo passati a 70 tesserati. E quindi? Siamo primi in classifica nei giovani allievi, primi in classifica nei giovanissimi. Oggi hanno vinto una partita e hanno preso la testa della classifica. Ah, bene. Parliamo del campionato provinciale. Non è regionale, proprio per questo anno di fermo che vi ha di provinciale, eliminati, esclusi dai campionati regionali. Siamo presenti anche nelle rappresentative provinciali, sia giovanissimi che, quindi già qualcosa si inizia a vedere. Perfetto. Non abbiamo creato le rose ovviamente pensando al campionato provinciale, sono delle rose che sono state create in prospettiva, perché sappiamo che la prossima stagione comunque disputeremo il campionato regionale. Quest'anno non avremmo comunque potuto disputare il campionato regionale perché il regolamento prevede che anche se ti chiami a Ciriale, se interrompi il settore giovanile devi ripartire, devi ricominciare da capo. Però vedo che c'è molto ottimismo e quindi sotto questo punto sono contento che avete ripreso in mano il tutto. Io vi ringrazio Massimo Manganaro, che è il responsabile scouting della Ciriale, il responsabile del settore giovanile Antonino Pulvirenti. In bocca al lupo, so che c'è da lavorare tantissimo, e un in bocca al lupo al presidente che oggi ha fatto una carrambata qui a penalty, dicendo che non è escluso un trasferimento del Città di Augusta in una piazza ancora più importante.
e ci fermiamo qua perché non vogliamo alimentare magari insomma curiosità e polemiche. Ho già annunciato le mie dimissioni a fine anno. Ah, addirittura, quindi allora secondo me Quindi c'è qualcosa di molto più impegnativo. Comunque il campionato va concluso e sicuramente magari L'obiettivo vinto, bisogna portarli a termine. magari Questo non- vinto, ci andare in mancherebbe. eccellenza è sempre meglio, no? O i playoff, abbiamo sempre playoff. Perfetto. Saluto anche Giada Di Mauro. Sì, un saluto a te, un saluto a tutti voi. Perfetto, e adesso la sigletta che insieme a Dario Giuffrida mi dà modo di presentare chiaramente la giornata calcistica del calcio Catania e del calcio Palermo. A tra pochissimo. A questo punto parliamo del calcio Catania. Il Catania ha perso purtroppo in malo modo a Napoli e ci può anche stare questa sconfitta, anche se credo è frutto di qualche distrazione di troppo, voluta o non voluta, mi fermo qua. Mentre invece il Palermo insomma ha perso una partita importantissima perché era uno scontro diretto per non retrocedere. Sì, direi di sì, sono due risultati abbastanza amari. Il Catania ha perso e credo abbia anche qualcosa da recriminare da un punto di vista arbitrale. Manca un rigore, manca un'espulsione, soprattutto la reazione di Grava, che vedremo tra poco nelle immagini, a fronte della squalifica che poi fu combinata a Lodi qualche settimana fa per quella reazione. Per questo non c'è stata neanche l'espulsione, Esatto. addirittura in campo. Tra l'altro c'è anche l'ammonizione, quindi questo esclude il fatto che non l'ha ricorso. visto. No, esclude proprio il ricorso alla prova TV. Va bene, non succede, c'è nessuna speranza. E poi c'è un potenziale fallo di mano che Zuniga in una fase di rinvio insomma si è procurato, però anche in quell'occasione purtroppo insomma l'arbitro non è stato per il Catania, anche se devo dire che il Napoli insomma è sicuramente un gradino superiore alla Sì, il Napoli è catanese. superiore, però il Catania ieri al San Paolo ha tenuto benissimo Sì. il campo, una squadra che non ha mai veramente sofferto. Questa è l'azione in cui Questo Zuniga... appunto è il frame incriminato, con Zuniga che deve essere punito con il calcio di rigore. Dicevamo di un Catania comunque sempre vivace, che non riesci a scollarti di dosso. Qui una grande occasione di Barrientos, Stiamo vedendo l'occasione un taglio di bellissimo Barrientos. di Biagianti. E poi c'è il gol. E poi arriva il gol, tra l'altro 2 gol in fotocopia, Sì. con una distrazione che parte da Capuano, insomma poi Hamsik in questo caso gli fa trovare al posto giusto, come spesso gli capita. In ogni caso è una sconfitta che non fa poi tanto male, anche perché la classifica del Catania è confortante. È positiva. Se dobbiamo andare con le consolazioni, perdere al San Paolo ci sta, ma soprattutto si vede una squadra che non molla, che tiene il campo, occupa il campo forse meglio di come faceva l'anno scorso con Montella. Certamente. Se il Catania piange per questa sconfitta a Napoli, anche il Palermo purtroppo addirittura in casa, perdendo, si complica ancora di più nella sua potenziale rinascita. Sì, perché il percorso diventa assolutamente difficile adesso. Direi di sì, il Palermo, non esito a dirlo, è un passo dalla retrocessione. La classifica parla chiaro, 17 punti, ultimo. Oggi ha vinto anche il Siena, hanno vinto praticamente tutte le rivali. Serviva assolutamente vincere, Gasperini ci ha provato, ha usato tutti i nuovi arrivati al mercato, forse qualcuno poteva anche risparmiarlo e giocarlo in un momento di inserimento più graduale. migliore. Esatto. Tra l'altro Colantuono ci ha provato a facilitare il compito ai rosanero, perché ha tenuto per 53 minuti in panchina Denis e il suo sostituto Parra non è stato certamente all'altezza della situazione. Poi entra Denis, 2 gol, il Palermo a questo punto sprofonda in crisi, anche perché tra l'altro c'è una situazione un po' complicata, perché Zamparini ha detto che si riserverà questa notte per poter pensare al futuro del Palermo. Generalmente significa esonero dell'allenatore. Noi lo stiamo dicendo adesso, magari è già ufficiale, quindi siamo in diretta, non ho raffronti. Indubbiamente in questo momento insomma Gasperini potrebbe anche avere le sue colpe in una situazione di questo genere, perché adesso insomma bisogna fare i punti per salvarsi. Direi assolutamente sì, viene un filotto di partite molto importanti con delle avversarie dirette, però la cosa sconfortante è che oggi il Palermo, anche dopo questo è il gol di Denis, questo è il gol di Denis, straordinario sul primo palo, imprendibile. Dicevamo, il Palermo dopo i gol generalmente
generalmente è stata sempre una squadra combattiva nelle ultime settimane, oggi invece si è visto proprio che sul campo psicologicamente ha mollato. Insomma, sarà dura, sarà durissima. Io mi auguro che insomma, la squadra palermitana possa riorganizzarsi, soprattutto nella testa, per cercare di agguantare questa salvezza che a questo punto insomma, si fa molto molto difficile. Direi sì, è quasi una missione impossibile, perché c'è da ripensare tutte cose. Non è detto che a questo punto della stagione poi un eventuale cambio di allenatore riesca a dare i frutti, sarebbe già il secondo per il Palermo. Abbiamo chiuso anche qui l'appuntamento dedicato al calcio Catania, al calcio Palermo. Il Catania la settimana prossima giocherà a Bergamo contro l'Atalanta, il Palermo invece? Il Palermo, se non sbaglio, ha il Bologna. Il Bologna. Perfetto, noi di Penalty chiudiamo l'appuntamento domenicale in diretta su Sesta Rete, ci rivedremo chiaramente la prossima settimana. Grazie a Dario Giuffrida, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.